mannaggia la colonna infama. A me dico, un'altra cosa. E dire si muffa fa, è nata colonna, che sta è nata colonna. Scusa, perché si dice mannaggia colonna infama? Stavo cercando mannaggia colonna nel video di Piazza Ottogalli, mannaggia la colonna e basta. Cercando che ti ricerca, ti ho trovato pure mannaggia la colonna infama, che significa? In pratica, nello stesso periodo, nel 1500, sembra che qui a Piazza Enrico De Nicola, come a Porta Capuana, sembra che c'era una colonna dove venivano messe le persone che non pagavano i debiti. Cioè praticamente veniva messa la persona vicino a sta colonna, presa in gita, derisa, in pratica messa alla gogna, va? Mise vicino a sta colonna, perciò la colonna era infame. Mannaggia la colonna infame. Ma oltre a mannaggia la colonna e mannaggia la colonna infame, c'è un'altra colonna. La terza colonna, a me dico. Ma che sangue la colonna? A me dico. No, proprio sangue la colonna. Quante volte hai usato questa imprecazione? Sangue la colonna. Risale addirittura all'epoca dei Romani. Veramente. Sì, in pratica è quando i prigionieri venivano messi sulla colonna e no, proprio chine in coppa la colonna, ok? Cioè venivano messi sulla colonna e frustati. Il sangue scorreva sulla colonna e da questa imprecazione si ricorda le sofferenze si passavano sulla colonna. Ma che sangue la colonna! Che noi ricorderemo il sangue di Cristo Gesù, che ha versato proprio lì sopra sulle frustate. Lo ricordiamo. Quindi che chicca, che va girata proprio tra mannaggia la colonna infame e sangue la colonna, hanno fatto tutte le colonne. È rimasta la colonna spezzata. Ma perché c'è sta colonna spezzata? A me te basta con questi colonni. No, è già sapevo, ma già informato che passo fare. Arrivederci. Andiamo a pigliare la maglia.